Partiamo da quando mi hanno preso. Io quella mattina stavo andando come tutte le mattine in uno dei miei cantieri, perché io sono capocantiere e seguivo 3 cantieri lì a Tobruk. Sono entrato e un'automobile mi ha superato, si è fermata davanti e sono scesi 4 uomini incappucciati con il Kalashnikov in mano. Io ho fatto retromarcia per scappare fuori dall'altra parte e mi ha tamponato un'auto da dietro. E poi è arrivato uno dell'auto precedente, mi ha puntato il Kalashnikov alla testa, mi hanno tirato fuori dalla macchina. In quel momento ho avuto un attimo di lucidità, ho visto che potevo scappare e ho tentato di scappare, ma da dietro mi ha dato un colpo col Kalashnikov qui, con il calcio del fucile, sono caduto in ginocchio, un pugno o un calcio in bocca, adesso non mi ricordo. E mi hanno caricato di peso in macchina, mi hanno messo le manette e lì hanno cominciato a menarmi e a portarmi via tutta la roba che avevo addosso, compreso l'anello, la fede nuziale. E poi siamo partiti e siamo andati dove mi hanno tenuto per adesso. E poi mi hanno portato nella prima casa, a Beida, che è la prima città dove sono stato. Lì sono stato un giorno e lì dentro c'è stato un momento piuttosto forte, pericoloso, perché mi hanno preso, mi hanno spogliato da testa ai piedi. Mi hanno messo la tunica, una delle tuniche, la gbia, quella che usano loro, e in 2 mi hanno aperto le braccia, uno mi teneva per i capelli su e un quarto aveva caricato la pistola e me l'ha puntata al cranio. E in quel momento adesso ho detto mi ammazzano. E invece è entrato uno dei loro capi, gli ha detto fermi tutti, lasciate perdere. Mi hanno messo le catene ai piedi, mi hanno incatenato le mani con la catena, sempre incatenato i piedi, e mi hanno portato in uno stanzino. E lì sono stato una notte e poi mi hanno portato dove sono stato fino adesso. Lei è stato abbandonato in una stanza o è stato in qualche modo seguito, aveva contatti ogni quanto tempo con i suoi sequestratori? Allora, io ero in una casa e i miei sequestratori erano in casa con me e io stavo in una stanza. Loro li vedevo poco perché anche quando mi passavano da mangiare aprivano la porta e mi passavano il piatto, entravano qualche volta a farmi qualche video che serviva a loro per il contatto come si chiama, i mediatori. Li ho visti poco, parlavo anche mi dicevano di stare zitto, quindi parlavo anche poco con loro. E in che lingua le parlava? C'era uno che parlava un po' di inglese, gli altri parlavano tutti arabo. E ogni tanto sono venuti a farmi qualche video, poi venivano a farmi vedere dei video della Jihad che stanno combattendo, che hanno il loro gruppo che combatte in Siria, e mi ha fatto vedere le cose piuttosto crude e un po' pesanti. 8 mesi fa era un'Italia che aveva tante cose diverse. Lei in questi mesi cosa ha saputo di lì? Che la Juve aveva vinto il campionato, l'unica cosa che mi hanno detto. Basta. Quindi situazione politica, tutto il resto, lei scopre tutto adesso? No, io sto leggendo oggi i giornali, quindi non sapevo nulla, proprio non mi hanno dato nessun tipo di informazione. E della Siria? Neanche. Mi facevano vedere questi video di combattimenti che facevano, dei loro morti, ma Le decapitazioni dei giornalisti, cose di questo tipo? non mi hanno mai detto nulla. Mi facevano vedere che combattevano, che si ammazzavano, ma cose del genere non mi hanno detto nulla. Nel rispetto di quello che deve dire il magistrato, la cosa che le ha fatto più paura in questi mesi? Più paura erano un po' schizofrenici loro, no? Erano persone un po', cambiavano idea velocemente, mi hanno spostato un paio di volte, quindi avevo paura che cambiassero idea invece di liberarmi. Avevo un po' l'intuito che mi avrebbero liberato, perché loro se ti devono ammazzare ti ammazzano subito. Mi hanno picchiato i primi giorni, poi mi hanno trattato abbastanza con rispetto, con educazione, mi hanno dato da mangiare, quindi non... Ecco, da mangiare cosa? Quello che mangiavano loro, patate, pollo, il montone che lasciamo perdere. Poi durante il Ramadan mi hanno portato i cibi tipici che mangiano loro, quindi mi hanno portato anche del pesce, cioè, diciamo, ho mangiato. Non è la mia dieta, ma ho mangiato. Non mi hanno fatto mancare. Se avevo bisogno di un caffè lo chiedevo, me lo facevano, e la sera mi portavano il tè o un bicchiere di latte, quindi diciamo mi hanno trattato abbastanza bene. Da solo, non con altri prigionieri comunque? Sempre da solo, non c'era mai nessuno. Sentivo solo loro e basta.